Siamo tornati in diretta come annunciato con lo spazio dedicato alla CGIL, oggi in particolar modo insomma ne siamo tutti coinvolti, dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e poi per tutta quella grandissima categoria rappresentata dalle partite IVA. 0422 1628 332 numero per intervenire in diretta, per fare domande alle nostre ospiti che vado subito a presentare. Grazie per essere con noi a Monica Giomo, amministratrice delegata CAF Veneto SRL provincia di Treviso. Ben ritrovata Monica. Buongiorno a Carla Barella, responsabile del servizio partite IVA CAF Veneto SRL per la provincia di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. E poi in collegamento dovremmo avere Giuliana Maffei, responsabile fiscale. Eccola lì, buongiorno Giuliana, responsabile fiscale provinciale CAF Veneto SRL provincia di Treviso. Un parterre di donne per affrontare questo tema assolutamente d'attualità, però la cronaca ci porta, Monica Giomo, a farle una domanda. Ieri c'è stato l'incontro della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con le categorie sociali per evitare quella bomba sociale che potrebbe esplodere da un momento all'altro, anche se ci sono alcuni dati, e ne approfitto per leggerli insieme noi, che insomma in qualche modo ci fanno ben sperare. Vediamo se recupero dal sito di Repubblica la notizia che parla di un PIL veneto che va meno peggio, insomma l'Italia cresce, eccolo qui, l'Italia corre un po' più del previsto, è più veloce di Francia e Germania, l'inflazione rallenta, con l'energia è al 7,6%, insomma una notizia che speriamo poi si concretizzi anche in quella che poi è la vita delle persone, ma insomma questo incontro ha visto la CGIL con il suo segretario particolarmente critica. Sì, diciamo che le parti sociali come sempre tentano di dialogare con il governo per riuscire a trovare delle manovre che possono in qualche maniera aiutare i cittadini, i lavoratori e i pensionati a mantenere, diciamo, integro il più possibile quello che è la pensione e il salario. Chiaramente oggi abbiamo un sistema fiscale perché un po' diciamo che l'incontro ha avuto dei punti su cui la discussione insomma si è sviluppata. Sicuramente uno è il fisco e l'altro naturalmente sono poi i salari, gli stipendi, i contratti, e anche si è parlato di donne, di giovani, di persone con disabilità. Per quanto riguarda il fisco, noi abbiamo un sistema fiscale con aliquote progressive. Il governo, anche nell'incontro di ieri, punta a ampliare quello che oggi è il primo scaglione, che va da 0 a 15.000 euro, a un'aliquota del 23%. Loro puntano ad allargare, ad aumentare questo tetto affinché più persone possano rientrarvi e quindi avere una, diciamo, tassazione che è contenuta. Cosa succede però? Questo non è sufficiente, nel senso che bisogna sicuramente agire su altri fronti, su fronti che sono chiaramente quello del mantenimento poi del salario, perché giustamente insomma il PIL sicuramente può anche salire e esserci una condizione insomma che va migliorando, però sappiamo che tutto cresce, i prezzi crescono, e però se il salario e la pensione rimangono tali, aumentando, e giustamente un lavoratore, un pensionato a fine mese non ci arriva. Se in più ci aggiungiamo, oltre chiaramente al caro delle bollette, anche naturalmente un mutuo piuttosto che un affitto, non ci si arriva proprio. Quindi il dialogo tra le parti sociali e il governo punta a trovare, diciamo, un equilibrio che possa garantire insomma, ecco, il salario e lo stipendio. Poi è chiaro che se si guarda comunque anche un altro fronte che anche la CGIL stessa insomma ha trattato più volte, è quello delle donne e del trattamento economico sui posti di lavoro delle donne, oltre che proprio l'occupazione, che a volte si devono fare delle scelte naturalmente un po' obbligate, e quindi il lavoro te lo dimentichi perché vai a lavorare in casa o comunque insomma a fare altre attività. Quindi diciamo che i temi sono, sul piatto sono importanti.
Confidiamo insomma che ci siano insomma, da ambo le parti, ecco, le capacità per trovare dei punti di dialogo, di discussione concreti affinché l'obiettivo finale, che è quello che ho descritto, venga poi insomma, concretamente portato a casa, ecco, da ambo le parti naturalmente. Insomma. Assolutamente sì. Allora veniamo al tema di questo spazio, perché questo è un periodo dell'anno particolarmente caldo per voi, perché c'è la compilazione del 730, ma non solo, Monica. Sì, allora di fatto da aprile abbiamo avviato la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, modello 730, ma che ci porteremo tranquillamente avanti fino a fine settembre, per la precisione il 2 di ottobre, perché il 30 settembre cade di sabato e quindi abbiamo la giornata del lunedì 2 ottobre a disposizione e quindi insomma un tempo sufficientemente lungo e ben distribuito per poter gestire tutte le richieste dei cittadini che appunto si rivolgono a noi. A breve avvieremo anche la compilazione però dei modelli redditi, quelli che tanto tempo fa sentivamo parlare di 740 lunare, di modello unico, poi ha cambiato nome nel corso degli anni, però di fatto è un'altra tipologia di modulistica che ci consente di dichiarare dei redditi il più delle volte che nel 730 non trovano spazio, oppure anche per scelta, perché a volte le persone preferiscono pagare le proprie imposte attraverso il modello F24 senza andare ad intaccare il reddito della pensione piuttosto che lo stipendio. Quindi diciamo che l'argomento di oggi vuole essere naturalmente dare a chi ci ascolta una serie di informazioni, come sempre questo è il nostro obiettivo principale, ed è per questo che appunto c'è Giuliana in collegamento per darci insomma delle indicazioni utili per quanto riguarda la persona fisica e quindi chi ha necessità appunto di 730 o modello redditi persone fisiche, e Carla invece che sviluppa per la provincia di Treviso quello che è il servizio conosciuto come partite IVA e quindi tutti gli adempimenti che non riguardano però solo la compilazione della dichiarazione dei redditi, ma anche la vera e propria tenuta della contabilità. Carla nel corso degli anni insomma si è fatta una grande esperienza e diciamo che in aiuto all'esperienza c'è stata anche la normativa, che naturalmente tra regimi che sono cambiati, limiti e quant'altro, insomma bisogna stare al passo con le normative, oltre che con i tempi, con le normative che di giorno in giorno insomma si evolvono e cambiano. Quindi ecco, il nostro spazio è rivolto a chi ha anche necessità di avere qualche chiarimento. Entriamo subito nel merito con le informazioni proprio tecniche. Voi siete gli intermediari in questo senso, Monica, ed è un ruolo che è stato rivendicato pochi giorni fa nelle parole della Presidente del Consorzio Nazionale CAF CGIL, Monica Iviglia, su questo. Sì, il nostro ruolo è di fatto, siamo quel soggetto che si mette al centro, in mezzo tra il cittadino e l'amministrazione finanziaria, quindi l'Agenzia delle Entrate. Il nostro ruolo è quello di diciamo, assistere il cittadino in questo caso della chiacchierata di oggi, nella predisposizione e compilazione corretta della dichiarazione dei redditi, ma naturalmente noi svolgiamo anche tutta un'altra serie di attività connesse sia alla dichiarazione dei redditi e faccio riferimento in particolare a quelli che sono i controlli sulle dichiarazioni dei redditi, perché i cittadini devono sapere che nel momento in cui si rivolgono a un intermediario abilitato, in questo caso al CAF CGIL, il CAF CGIL naturalmente sigla la dichiarazione dell'utente e in qualche modo conferma che tutto ciò che ha fatto, che ha svolto per quel cittadino è conforme a quelle che sono le famose istruzioni ministeriali. Quindi il nostro ruolo è quello di studiare, leggere e interpretare naturalmente quelle che sono le normative. Cosa succede? Che il cittadino che si rivolge a noi sa che nel momento in cui a posteriori l'Agenzia Entrate, come sta accadendo in questi giorni, non è il periodo congeniale che l'agenzia, insomma per noi, perché l'Agenzia Entrate i controlli li manda bene o male insomma durante anche tutto l'anno, avvisa noi intermediari che c'è
qualcosa che l'agenzia vuole controllare sulla dichiarazione del cittadino. A quel punto noi abbiamo l'obbligo di fornire all'Agenzia Entrate la documentazione a corredo che dimostra che quella dichiarazione è perfetta ed è corretta. Questo fa sì che il cittadino non debba eventualmente restituire delle detrazioni che ha usufruito magari impropriamente nella dichiarazione e di pagare eventualmente sanzioni o interessi. Quindi diciamo che non si conclude il nostro ruolo in quella mezz'ora, in quell'ora che noi dedichiamo al cittadino, ma prosegue anche dopo perché fa parte appunto del ruolo complessivo di quello che è l'intermediario abilitato. Allora, Giuliana Maffei, io verrei subito da lei con la prima domanda per quanto riguarda quelle che sono proprio le informazioni tecniche che possiamo dare ai cittadini in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi. Sì, no, io mi aggancerei a quello che ha appena detto Monica Giommo in merito ai controlli dell'Agenzia delle Entrate, perché quest'anno si stanno recando presso i nostri uffici diversi cittadini sprovvisti della documentazione necessaria all'elaborazione della dichiarazione dei redditi. Di fatto questi soggetti che sono sprovvisti della documentazione si sono letti le istruzioni ministeriali del 730, che sono queste qua, ok, dove a pagina 4 viene riportata l'eventualità di non esibire la documentazione necessaria all'elaborazione della dichiarazione dei redditi qualora i dati da indicare corrispondano a quelli presenti nella precompilata. Poi c'è una postilla particolare per quel che riguarda le differenze col flusso, adesso vi spiegherò un attimo cos'è questo flusso della precompilata e l'eventualità che le spese mediche combacino. Però cosa vuol dire tutto questo? Allora, l'Agenzia delle Entrate ha buttato là queste due frasette, che sono proprio 3 righe messe là, dove dice ok, non portare niente, la precompilata combacia con quello, con le spese piuttosto che i redditi che tu hai avuto, non devi far vedere niente. E la gente non porta la documentazione, addirittura qualcuno sta buttando via tipo gli scontrini medici o le fatture di quest'anno. Fermi tutti, perché non è ancora così o non sarà così. Perché? Perché in virtù di quello che diceva Monica Giommo, che noi siamo soggetti, quale intermediario abilitato ai controlli, un domani l'Agenzia delle Entrate potrà chiederci questa documentazione, ok? E seconda cosa, l'Agenzia delle Entrate è stata interpellata in virtù del fatto che gli intermediari hanno obbligo di visionare la documentazione, chiedendo: scusate, ma voi avete scritto che il cittadino non deve più conservare la documentazione, noi come ci comportiamo? Hanno detto: fermi tutti. L'Agenzia delle Entrate ha detto: aspettate un attimo che pubblicheremo un provvedimento dove andiamo a specificare quello che è stato riportato nelle istruzioni. Quindi cosa sto dicendo? Mi raccomando, quando venite all'appuntamento portate tutta la documentazione. Seconda cosa, non buttate via per l'anno 2023 le spese che state sostenendo per la dichiarazione del prossimo anno, perché non è detto che vada a buon fine questo. Anche perché, anche se andasse a buon fine questa novità rispetto al 730, dice se gli oneri combaciano, ma il flusso, quindi il flusso è dal 2015 con l'avvento della precompilata, che gli intermediari, che sia farmacia, servizio sanitario nazionale, piuttosto che le università, oppure i sostituti di imposta che emettono le CU, hanno obbligo di inviare entro marzo un flusso con i dati di tutti i cittadini, ok? A meno che non si decida il contrario. Abbiamo un problema nel collegamento con Giuliana. Questa annotazione che ha dato è fondamentale, anche perché, sì, Monica, se dovesse esserci poi, dovesse passare questa normativa, ma dovessero esserci poi comunque dei controlli, perché i controlli possono esserci comunque, bisognerà documentare la veridicità di quanto dichiarato. È fondamentale quel concetto che stava spiegando Giuliana, è proprio questo, l'onere in ogni caso della conservazione rimane comunque in capo al cittadino.
Sì, Giulia. Sì, quindi insomma, prego Giuliana. Un po' così anche il computer si è agitato. Su, no, esatto. quello che stavo dicendo e spingo, cioè non buttate via la documentazione, perché comunque è difficile che il flusso combaci, perché ad esempio adesso ci sono i materassi che sono dispositivi medici, piuttosto che altri dispositivi medici che non sono dentro nel flusso. Potrebbe essere anche la situazione in cui io ho dei figli fiscalmente a carico. Nel flusso vengono divisi al 50, a prescindere, ma se mia moglie è incapiente, facciamo una congiunta io e mio marito, la moglie piuttosto che il marito non può recuperarsi la spesa perché non ha pagato le tasse e sposterò quel 50, lo metto al 100 all'altro genitore, quindi il flusso non combacia. Mettiamo il caso che quest'anno io ho sostenuto una serie di spese, facciamo sempre mediche che sono quelle più facili, ma poi ci sono le spese scolastiche e tante altre, gli asili nido, eccetera. Non metto via gli scontrini come stanno dicendo alcuni soggetti, qualche farmacia, e a settembre-ottobre mi trovo in Spagna piuttosto che in Germania e ho necessità di visite mediche piuttosto che di acquistare dei farmaci, ok? Quelli non entreranno nel flusso perché sono spese sostenute all'estero, quindi capite che la situazione è molto più complessa di quello che uno immagina, perché vede questi 4 scontrini, queste 4 spese e pensa che sia una cosa semplice, ma è molto molto complessa la gestione di questi oneri piuttosto che redditi, perché anche sui redditi possono esserci delle discordanze col flusso. Ad esempio, come stavo dicendo prima, il sostituto d'imposta, quindi il datore di lavoro, entro marzo deve inviare i dati della CU di tutti i dipendenti affinché vengano elaborati questi flussi, ok? Se poi ad aprile si accorge che c'è un errore in quella CU, può riemettere una CU sostitutiva, ma ormai nel flusso c'è la CU vecchia. Quindi se io non esibisco quella nuova perché non si sa per quale motivo, non l'ho conservata o non l'ho portata, se noi teniamo buono quello che dà flusso, un domani possono esserci dei controlli e si sarà soggetti a pagamento di eventuali sanzioni e interessi su quegli importi eventualmente non pagati per la differenza dovuta all'emissione di una nuova dichiarazione, certificazione unica. Monica, arrivo subito da lei. Volevo chiedervi, non so se vuole rispondere lei Giuliana o Monica, per quanto tempo vanno conservati questi documenti? Cioè per quanto tempo, per quanti anni potrebbe poi arrivare un controllo retroattivo da parte degli enti? Giuliana. Allora, rispondo io. Sì, I prego. documenti dicono che bisogna tenerli oltre il 5º anno successivo alla dichiarazione dei redditi, però noi diciamo sempre 10 perché se all'interno della mia dichiarazione di redditi ci sono degli oneri pluriennali, ad esempio io ho installato una caldaia piuttosto che un condizionatore o altre spese di questa natura, è logico che portando le indetrazioni per 10 anni è necessario conservare quella documentazione per 10 anni. Quindi ci facciamo un angolino nel nostro armadio di casa e le teniamo là per 10 anni, anche perché a volte fanno delle proroghe su queste tempistiche e i soggetti non si informano e possono arrivare anche dei controlli dopo i 5 anni perché c'è stato uno slittamento dei termini. Grazie, bisogna avere una stanza dedicata a tutta la documentazione. Esatto. Prego Monica. Ricollegandomi a quanto stava descrivendo Giuliana, uno dei punti su cui la Presidente del Consorzio Nazionale, appunto Monica Iviglia, ha sottolineato è proprio la questione della precompilata, ossia tornando al ruolo degli intermediari, diciamo quanto Giuliana ha appena descritto si traduce nel lavoro che gli operatori addetti del centro di assistenza fiscale devono fare proprio nell'ottica della totale assistenza nei confronti del cittadino. Non passi l'idea che all'interno di quel flusso che i CAF possono ricevere tramite, dopo aver ottenuto chiaramente una delega da parte del cittadino per poter visualizzare quelle informazioni che ognuno di noi può ritrovare nel proprio cassetto fiscale, che quelli sono tutti
sono giusti e sono completi rispetto alle spese che uno ha sostenuto da gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, perché non è così. Ok? Cioè, ne mancano, non sono corretti e quindi un cittadino va a rischio di non poter portare a casa tutto ciò di cui potrebbe godere in realtà. Quindi il nostro interesse è quello di sottolineare questa informazione. Non siamo ancora alla perfezione da parte dell'agenzia, ci stiamo arrivando pian pianino, un passettino alla volta. Quindi la prima informazione tecnica l'abbiamo dato, non buttate via nulla. Carla, prego. Posso collegare certo, sempre prego. al discorso della precompilata, Certo. perché anche per i titolari di partita IVA adesso c'è il discorso della precompilata sia a livello di redditi ma soprattutto in virtù anche a livello di IVA, quindi la dichiarazione IVA annuale, le liquidazioni periodiche, quindi si tenta a mettere a disposizione tutti questi dati in modo che il contribuente sia autosufficiente. Però quello che io sto riscontrando in questo periodo, visto che è fase di dichiarazione dei redditi, che i titolari di partita IVA non possono accedere al 730 ma bensì il modello redditi e soprattutto in virtù anche di imposte consistenti che devono versare, il problema maggiore è che tutte le certificazioni uniche per i titolari di partita IVA, specialmente per il regime forfettario, sono quasi tutte errate. Per il semplice motivo che chi opera come intermediario che manda via le CU, la maggior parte non riesce a fare la distinzione siccome sono obbligati a applicare a titolo di rivalsa un contributo previdenziale in fattura, a volte fanno confusione, tipo le casse non fa reddito e quindi non deve essere dichiarata nella CU, mentre l'INPS sì. Poi l'ultima cosa, poi è quella del bollo di 2 euro. Fino all'anno scorso i 2 euro di bollo veniva considerato come anticipazione in nome e per conto del cliente, per cui non fa reddito. Quest'anno, rivoluzionato tutto, deve entrare anche i 2 euro, quindi devono pagare contributi previdenziali e anche il discorso dei redditi. Di fatto questo significa che per elaborare una dichiarazione dei redditi bisogna comunque sentire il cliente, far rettificare, perché poi il discorso è che il controllo è sempre da parte dell'Agenzia delle Entrate, con il riscontro con quello che tu dichiari e quello che naturalmente loro riscontrano a livello di certificazioni. Non parlo poi anche di oneri previdenziali e ricollegandomi anche al discorso delle spese. Che non ci sono tutte a disposizione, tipo i dispositivi medici non ci sono. Giuliana, quali sono gli altri documenti? Perché poi dal 2020 c'è stata una piccola importante rivoluzione che può far fare qualche passo falso al cittadino al momento della dichiarazione dei redditi. Sì, dal 2020 c'è stata una grande novità che diciamo che ha un po' sconvolto tutti i cittadini, che è stata l'introduzione della tracciabilità per quel che riguarda gli oneri detraibili. Gli oneri detraibili sono le spese mediche piuttosto che le spese scolastiche, universitarie, assicurazioni, veterinarie e quant'altro. Cosa vuol dire? Che se voglio portare in detrazione queste spese le devo pagare con mezzo tracciabile, quindi con il POS piuttosto che la carta di credito piuttosto che il bonifico. Quindi se non è espressamente riportato nella pezza giustificativa, tipo una fattura di un medico piuttosto che altre fatture, che adesso ad esempio per quel che riguarda l'assicurazione, che deve essere riportata la modalità di pagamento, quando mi reco all'appuntamento con il CAF, devo portare la documentazione che attesti che io ho pagato col pagamento tracciabile. Ad esempio io ho un'assicurazione vita, infortunio o per le calamità naturali, devo venire con la dichiarazione dell'assicurazione e allegare il bonifico. E qua molto spesso i cittadini vengono sprovvisti di questa documentazione e a volte è difficile poi reperirla, quindi quello che consiglio io, se per lo scorso anno non avete conservato questa documentazione, iniziate a metterla via di volta in volta insieme alle spese che sostenete quest'anno. Un'altra spesa, un'altra modalità di pagamento che sta prendendo piede negli anni è il pagamento tramite finanziamento. Forse proprio in virtù del fatto che adesso bisogna verificare se il pagamento è stato fatto con pagamento tracciabile, noi ci troviamo a verificare tante situazioni di pagamento con finanziaria.
che è diverso, mi raccomando, dal pagamento dilazionato. Pagamento dilazionato, io compro un apparecchio dentistico piuttosto che un apparecchio acustico, mi accordo col venditore, te lo pago in 10 rate. Se le 10 rate del pagamento dilazionato non rientrano nel mio anno di imposta, ad esempio io ho comprato un apparecchio acustico a ottobre 2022, ho 10 rate, le rate pagate da ottobre a dicembre le potrò portare in detrazione in questa dichiarazione per l'anno 22, ma le rimanenti altre 8 rate le porterò in detrazione il prossimo anno. Questo è il pagamento rateale o dilazionato. Invece il pagamento con la finanziaria vuol dire che io faccio un contratto con una finanziaria, questa finanziaria liquida il mio venditore, ok, per l'importo pattuito. Io ad esempio sempre ho preso questo apparecchio acustico e l'importo era di 4.000 euro, la finanziaria liquida il venditore del mio apparecchio acustico e io un po' alla volta pago le mie rate di questo finanziamento. In questo caso io potrò detrarmi nell'anno di imposta, se sempre restiamo con l'esempio di prima, ho preso l'apparecchio acustico ottobre 2022, la finanziaria ottobre 22 tramite bonifico ha liquidato il venditore e io me lo porto quest'anno, ok? Questo per dire cosa? Che se io ho fatto un pagamento con la finanziaria, quando mi reco presso un CAF, il mio CAF di fiducia, dovrò portare oltre la fattura d'acquisto, dovrò portare anche il contratto che ho fatto alla finanziaria e il bonifico che la finanziaria ha fatto al venditore. Perché il bonifico che fa fede al pagamento. Perché ad esempio io prima ho fatto l'esempio di ottobre, ma se io l'apparecchio l'avessi comprato il 30 di dicembre, la finanziaria mai e poi mai riuscirà a fare il bonifico al venditore entro fine anno, magari lo fa nel gennaio del 2023 e quindi il pagamento di quell'apparecchio di fatto è stato fatto nel 2023 e potrò portarlo in detrazione nel prossimo anno. Non spaventatevi, perché noi, come diceva Monica, siamo là per tutelare e supportare il cittadino. Se vi capita di avere queste situazioni, venite comunque, dopo insieme si cercherà di vedere se la documentazione in vostro possesso è sufficiente. Voi comunque in questi casi premuratevi di mettere nella busta, nel sacchettino, quello che volete quando venite da noi, tutta la documentazione necessaria. Altra cosa, approfitto, visto che come diceva prima Monica, noi siamo soggetti in prima battuta ai controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché l'Agenzia delle Entrate prima fa i controlli al CAF e dopo in seconda battuta li fa al contribuente, al cittadino. Quindi quando fate la dichiarazione dei redditi noi predisponiamo una busta dove mettiamo dentro tutta la documentazione. Una cortesia che vi chiedo: quando andate a casa non tirate fuori dalla busta i documenti, li lasciate là, così se fra 2 anni, 3 anni c'è questo controllo, vi chiamiamo eventualmente se il controllo è in capo a noi e verifichiamo se è tutto a posto. Se è in capo a voi, comunque potete venire a chiederci il supporto, perché comunque noi vi supportiamo anche in questo, e vediamo se tutta la documentazione che è dentro la busta è a posto e si può controbattere l'Agenzia delle Entrate. Perché se poi nel momento in cui io ho una contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate non trovo la documentazione, anche se io sono a posto, non posso controbattere. È anche vero che il CAF ha obbligo di conservare parte della documentazione, però a volte siamo persone, potrebbe essere ad esempio i bonifici, spesso noi li scansioniamo ma sono fatti di carta chimica sì. E la scansione non è visibile, come anche gli scontrini della farmacia, la stessa cosa. Si possono fare scansioni finché si vuole, ma poi se la documentazione non è visibile, noi abbiamo avuto negli ultimi mesi anche richiesta di documentazione in originale. Ok, in quel caso abbiamo indirizzato il cittadino ad andare di persona all'Agenzia delle Entrate con la sua documentazione. Quindi capite che non è così semplice, non è solo un mettere dei numeri in una casellina, ma è un lavoro molto molto complesso. Certo, noi dobbiamo fermarci, abbiamo poco meno di 1 minuto e poi andiamo a parlare con Carla Barelle del mondo delle partite IVA tra pochissimo.
tornati in diretta, spazio della CGIL, stiamo parlando di dichiarazione dei redditi, abbiamo subito una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy da Dosson, a tutti voi. Prego, signora Giusy. Allora, volevo farle una domanda ai suoi ospiti. Quando una persona manca da 2 anni, adesso a luglio, il 7,30, ma per quanti anni devo metterlo via? Perché ho tanti di quei incartamenti, tra la banca, e non aveva quasi niente in banca, diciamo. Anche la banca dobbiamo tenere quanti anni? E anche voi il 7,30, ma che le ho fatto l'anno scorso. Ma quanti anni bisogna tenerlo qui? È mancato 2 anni adesso a luglio. Perché non so, insomma, se dobbiamo ottenere tutti questi incartamenti, ma quando uno manca, insomma, non so, mi date una risposta. Vi ringrazio. Certo, grazie signora Giusy, prego. Grazie. Giuliana, prego. I controlli, anche se un soggetto è deceduto, hanno le stesse tempistiche, i controlli sono in capo agli eredi, quindi le tempistiche sono sempre quelle 5 o 10 se ci sono oneri pluriennali, perché comunque i controlli, ahimè, possono essere fatti anche in capo agli eredi e quindi le conviene conservare tutto ancora per qualche anno e dopo può gettare tutto quanto. Prego Monica. Mi collego, i controlli non vengono eseguiti solo dall'Agenzia Entrate sulle dichiarazioni dei redditi, ma noi sempre in qualità di intermediari abbiamo controlli annuali sulle DSU, quindi sugli ISEE che andiamo a elaborare, piuttosto che sui RED, sulle dichiarazioni di responsabilità dei pensionati da parte dell'INPS, quindi è oggetto costante e continuo l'attività dei controlli da parte degli enti, anche rivolta chiaramente agli intermediari, quindi l'appunto di Giuliana sì, tranquillamente deve essere applicato per qualsiasi documentazione o pratica che viene gestita. Meglio tenere il cassetto, perlomeno i 10 anni, insomma ci rendiamo già tranquilli. Carla Barel, veniamo al mondo delle partite IVA per fare un po' un quadro di quelli che sono i regimi in vigore per questi lavoratori. Allora, i regimi attuali, oltre a quello semplificato, quindi vuol dire che un soggetto nel momento in cui emette fattura applica l'IVA e quindi con tutta una serie di adempimenti dalle scritture contabili e anche a livello poi di impostazione di vari tipi di dichiarazioni, che va dalla dichiarazione dell'IVA, le liquidazioni periodiche, dichiarazione dei redditi, IRAP, anche se adesso è stata soppressa per semplificare un po' le cose sia nei confronti dei professionisti che anche delle imprese. Rimane solo in capo le associazioni di professionisti. Dichiarazione dei redditi e modelli ISA. A fronte di questo, già dal 2015 con la legge 190 del 2014 è stato istituito il regime dei forfettari che andava a sostituire il vecchio regime dei minimi, vale a dire regimi che semplificavano tutta una serie di adempimenti in virtù del fatto che doveva essere un'attività svolta da persone con un reddito molto limitato, perché ricordiamo che il regime dei minimi, il limite dei redditi per rimanere su questo regime era di 30.000 euro annui, quindi attività abbastanza ridotte. Poi è entrato questo regime forfettario a soppressione proprio di questo regime minimo, semplificando ulteriormente perché non serve più giustificare le spese inerenti all'attività per abbattere il reddito dei ricavi o dei compensi. Essendo proprio il regime forfettario, che lo dice, viene applicata una percentuale di forfettizzazione che sostenga le spese o meno non ha importanza e varia a seconda dei codici di attività. In linea generale le attività dei professionisti, collegandomi non so a un geometra, un architetto, la percentuale di forfettizzazione è del 78%, vale a dire a fronte di un ricavo di, faccio un esempio, di 10.000 euro, vado a considerare le varie imposte sul 78%. Poi ci sono altri servizi che sono inerenti alle persone e la percentuale può diminuire, passa al 67%, quindi questi codici attività e con le relative percentuali di forfettizzazione sono stabilite proprio dall'Agenzia delle Entrate.
Quindi semplifica il tutto, però non è detto che questo regime, pur semplificando, perché non c'è l'obbligo delle registrazioni contabili, non c'è l'obbligo di giustificare le spese che si porta in diminuzione, hanno introdotto con il 1° luglio 2022 per quei redditi che in pratica avevano fatturato l'anno prima superiore a 25.000 l'obbligo della fatturazione elettronica. E questo ha creato non pochi problemi, al di là di avere un gestionale che ti stabilisce, cioè che ti aiuta nel predisporre la fatturazione. Pensiamo anche a alcune persone, magari pensionati di una certa attività, che continuano comunque a svolgere quel tipo di attività, si trovano in difficoltà a gestire la cosa. Quindi noi come CAF, proprio anche come intermediari, diamo una mano proprio a gestire anche la fatturazione. Infatti noi come sede a Treviso do assistenza, e qua diventa una cosa complicata perché ci sono vari gestionali, quindi diamo assistenza tipo gestionali di Aruba, fattura elettronica app, tieni il conto che fa parte di Zucchetti, quindi una miriade di bisogna conoscerli tutti. E bisogna conoscerli tutti, perché tutti con le proprie caratteristiche. Poi pensiamo ad esempio che tipo alcuni professionisti, tipo i psicologi, che devono emettere fatture cartacee, se le fanno nei confronti delle persone fisiche perché rientrano nel sistema TS, e quindi rientra una fattura del psicologo pagata naturalmente dal cliente con bonifico, e se la ritrova nella precompilata, mentre se fa fatture normali che non sono persone fisiche deve fare fatture elettroniche. Capisce che insomma c'è una miriade di cose. A complicare questo, sentendo appunto le persone, perché sto già avvisando, se non cambiano le regole, dal 1° gennaio 2024, a prescindere dall'importo, quindi non c'è più nessun limite, anche se fatturo 100 euro, ho l'obbligo della fatturazione elettronica. Quindi ci sono tutta una serie di persone che si trovano in difficoltà. E c'è poi una data che è quella del 30 giugno. 30 giugno è per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'invio telematico, la trasmissione è il 30 novembre, però per poter pagare le imposte, e soprattutto perché si trovano a dover versare l'imposta del sostitutiva, perché si parla con i regimi forfettari o dei minimi, si parla di un'imposta sostitutiva, ma anche la parte previdenziale il 30 di giugno. Poi si può rateizzare, quindi si considera sempre di predisporre questa dichiarazione entro il 30 di giugno per poter al massimo rateizzare l'importo in 5 rate, perché ci troviamo a dover versare saldo dell'anno 2022 più la prima rata a conto 2023. E a volte ci sono degli importi molto consistenti, e quindi il consiglio è magari di rateizzare, anche se a fronte di questo viene versato anche una quota di interessi. Giuliana, quando, come il cittadino che ha presentato il modello 730 inizia a ricevere il conguaglio, e aggiungo cosa succede se il cittadino ha deciso, ha scelto le rate in dichiarazione? Noi questi giorni stiamo inviando proprio le prime dichiarazioni 730 che abbiamo iniziato a elaborare ad aprile. Adesso l'Agenzia delle Entrate di fatto ha aperto i canali, e da alcuni anni, mentre prima c'erano degli step precisi, il sostituto d'imposta, quindi il datore di lavoro, può effettuare il conguaglio nella prima mensilità utile. Quindi se noi lunedì faremo lo primo scarico, ci vogliono 10 giorni perché vengono messi a disposizione. In teoria era una settimana lo scorso anno, avevamo portato da 10 a 7 giorni la tempistica per mettere a disposizione del datore di lavoro dei conguagli dei 730, quindi se un datore di lavoro vuole, già con la mensilità di giugno può effettuare le operazioni di conguaglio. Di solito si pensa sempre al conguaglio a credito, quindi se io alla fine ho avuto un conguaglio a credito, quindi avevo solo spese mediche piuttosto che un mutuo o una ristrutturazione, il mio conguaglio con la mensilità di giugno lo avrò, dipende, se sono uno statale lo prendo già entro giugno, se sono un dipendente privato lo prenderò a luglio con la mensilità di giugno.
Le rate seguono le stesse tempistiche del modello redditi partita fisica, quindi si può optare delle 5 rate, come diceva giustamente Carla, vengono applicate delle piccole maggiorazioni dovute agli interessi. Nel mese di luglio, come per il modello redditi, c'è una maggiorazione fissa dello 0,40, dopodiché nelle rate successive verranno applicate delle maggiorazioni che adesso sto guardando, che sono pari ad esempio nella seconda rata allo 0,33, 0,66, 0,99 e così via. Sono degli importi molto esigui. A volte ci sono degli importi importanti per cui i soggetti si trovano in difficoltà di effettuare le rate e il pagamento in rata unica e quindi scelgono le rate. C'è un'altra modalità che è molto simile, anzi è uguale al modello redditi, è un 730 senza sostituto. Il 730 senza sostituto può essere elaborato ad esempio per un soggetto deceduto piuttosto che un soggetto disoccupato proprio che non percepisce neanche la NASPI, in quel caso avrebbe come sostituto l'INPS, o le badanti possono fare un 730 senza sostituto se hanno un conguaglio a credito. È sufficiente che consegnino un modellino all'Agenzia delle Entrate, gli viene accreditato nel loro conto corrente. Le tempistiche sono un po' più lunghe, invece che prendere il conguaglio a credito a luglio o agosto, il credito gli verrà riconosciuto entro fine anno, inizio dell'anno, fino a quest'anno 2023, inizio 24, ma è sicuramente più corta la tempistica per avere il conguaglio che non se facessero un modello redditi. Se a debito noi gli facciamo i modelli F24 come per il modello redditi normale e se le va a pagare come comodamente imposto in banca, o se vuole noi possiamo fare l'invio telematico degli F24, quindi non si prende neanche la briga di andare in posta o in banca e facciamo noi l'invio telematico indicando l'IBAN del soggetto interessato e viene fatto l'addebito comodamente senza che il soggetto si premuri di andare fisicamente a farlo. Carla, cosa possiamo dire degli adempimenti per la fatturazione con l'estero? Sì, con l'entrata in vigore del 1° luglio, che anche per i regimi forfettari e minimi, che prima non c'era questo obbligo se non per quelli che erano nel semplificato o in ordinaria, col 1° luglio è diventato obbligatorio anche con la fatturazione con l'estero. Chiaramente la fatturazione con l'estero significa anche tutta una serie di adempimenti, quindi significa che ad esempio per i regimi, prima di emettere una fattura con l'estero e quindi trasmetterla allo SDI, cioè all'Agenzia delle Entrate, bisogna essere certi di essere iscritti al BIES, che sarebbe un elenco dei titolari di partita IVA facente parte della comunità europea. Quindi chi fa fattura per esempio nei confronti, io che sono cittadino italiano, nei confronti di un cittadino francese piuttosto che tedesco, quindi che fa parte della comunità europea, devo prima verificare se sono iscritto al BIES, io che emetto fattura, verificare anche il cittadino estero, quindi il titolare di partita IVA estero, se risulta iscritto, e naturalmente poi posso emettere la fattura e trasmetterla all'Agenzia delle Entrate. Non finisce con questo frangente l'adempimento, perché poi entro il 25 del mese successivo alla fine del trimestre bisogna fare ulteriori altri adempimenti cosiddetti modello Intrastat. Quindi consideri che magari per certe persone non è facile avere la conoscenza, per questo chiaramente noi diamo l'assistenza in tutto e per tutto, quindi non diventa più, essendo pur diciamo regimi semplificati e quindi anche che non serve l'obbligo delle registrazioni contabili, ma tutti questi adempimenti con l'estero, perché ormai è pane quotidiano, il discorso anche della fatturazione elettronica, noi diamo l'assistenza con un pacchetto annuale in modo che anche tutte le novità che intervengono da parte del Ministero, dell'Agenzia delle Entrate, le mettiamo a disposizione e quindi essere pronti nelle tempistiche per affrontarle. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto? Buongiorno.
Pronto? Sì, buongiorno, prego. Posso parlare? Certo. Buongiorno, sono Carlo Cantonio da Zero Branco. Si tratta di questo, io ho fatto il precompilato, quello diciamo, che manda l'Agenzia delle Entrate, e il discorso riguarda i fabbricati, l'allocazione di un canone concordato. E il sistema di default ha applicato la cedolare secca al 21%, però qui mi dicono che Zero Branco rientra in una situazione di comune che ha avuto uno stato di calamità naturale, no? Per cui la locazione, che è stato il contratto stipulato nel 2 e un altro quest'anno nel 23, Mi scusi, mi sente? Come dice? La sentiamo malissimo, nel senso che vanno via delle parole, potrebbero essere informazioni molto utili per darle una risposta puntuale, per cui se riesce o a spostarsi o a mettere il cellulare o il telefono un po' più vicino, perché la sentiamo molto male. Ci siamo fermati a Zero Branco, che rientra nei comuni. Ecco, praticamente il precompilato dell'Agenzia delle Entrate per questo contratto di locazione a canone concordato stipulato nel 22 ha applicato la cedolare secca al 21%, però mi dicono che Zero Branco, siccome rientra tra i comuni che hanno avuto queste calamità naturali esattamente nel 2013, quindi dovrebbe scontare l'aliquota della cedolare secca al 10%. Quindi la domanda è se questo è vero. E poi come faccio a questo punto io a modificare il modello 730 che ho già in qualche modo spedito all'Agenzia delle Entrate, perché una settimana fa ho confermato i dati e quindi l'ho già spedito. La domanda quindi è: posso rientrare in procedura e rimodificare il programma, posto che l'aliquota del 10% sulla cedolare secca venga confermata? Giro subito la domanda a Giuliana Maffei, prego. Grazie Giuliana. Grazie a lei, grazie. Non ho sentito tutto benissimo, però come dicevo prima, non tutti i dati possono essere corretti, esaustivi, quelli riportati nel sito dell'Agenzia delle Entrate. Io adesso non ho la tabella e sinceramente non ricordo se Zero Branco rientra fra quelli soggetti a calamità naturali. Comunque, se così fosse, il signore o procede dopo con un modello redditi integrativo, o se no può accedere nel sito dell'Agenzia delle Entrate e fino al 20 di giugno può annullare quel 7,30 e quindi ne elabora uno nuovo. Io gli consiglierei questo, se no dopo deve provvedere a fare un modello redditi integrativo, ok? Non so, però dovrei verificare se riesce a fare anche un 730 integrativo, perché allora il 730 integrativo si può fare, vado velocissima, fino al 25 ottobre se c'è un maggior credito o un minor debito, e bisognerebbe verificare se questa situazione me lo permette. Però io, per essere tranquilla, andrei a annullare il mio modello 730 e ne rielaboro uno nuovo, andando a fare le scelte del caso. Voleva aggiungere qualcosa, no, Monica, su questo? Se ha piacere il cittadino, insomma, può che ci venire ha presso i chiamato, vostri CAF. sì, o se vuole lasciare il numero eventualmente magari poi lo risentiamo, più che altro per la riconferma su Zero Branco eventualmente, per essere completi. Perfetto, allora io veramente pochissimi minuti. Monica, un accenno a quanto all'attività legata all'ISEE, che abbiamo capito in tutti questi vostri spazi essere un po' il fanale, il faro da seguire per tutto, e poi sia per i vari bonus, le varie, ma non solo. Prego Monica. Sì, l'attività ISEE ormai è la nostra attività prevalente in termini temporali, nel senso che va da gennaio a dicembre. L'ISEE è uno strumento messo a disposizione dal governo per fare in modo che attraverso questo calcolo particolare, quindi sempre il solito ragionamento, non guardare meramente i redditi posseduti dalle
dalle ad esempio certificazioni uniche, perché vi è un calcolo particolare e quindi magari si è fuorviati dal fatto che gli importi delle 2 CU, magari se parliamo di un nucleo composto da 2 persone, sono elevate, si pensa e si teme di non accedere a determinati benefici perché il valore ISEE magari è 15.000, 12.000, 20.000. In realtà così non è, perché è dato da un calcolo particolare attraverso appunto tutti i redditi e i patrimoni che devono essere inseriti all'interno di questa dichiarazione, come fosse una piccola dichiarazione dei redditi di tutti i componenti di quel nucleo familiare. Io approfitto, perché siamo di fatto a inizio giugno, di ricordare a coloro i quali non hanno ancora o predisposto l'ISEE o comunque non fatto la domanda per l'assegno unico, di attivarsi, perché entro il 30 giugno è possibile eventualmente recuperare gli arretrati da marzo fino appunto a giugno. Sembra strano, la novità è entrata appunto in vigore nel 2022, quindi l'anno scorso abbiamo avuto proprio un innalzamento di tante persone che fino all'anno precedente, quindi al 21, non avevano mai presentato l'ISEE. L'anno scorso, con la modifica della normativa attinente appunto alle detrazioni per i figli a carico, i primi 2 mesi dell'anno 22 si va in dichiarazione e poi parte l'assegno unico, si sono un po' persi, e quindi ci sono ancora oggi persone che, ricordando al bilancio familiare, non portano a casa la somma delle famose ex detrazioni, insomma, trasformate adesso in assegno unico per i figli a carico. Quindi è opportuno, se si ha il dubbio, rivolgersi, fare l'ISEE, un servizio gratuito, in virtù dell'incremento appunto di questi ISEE compilati ancora nell'anno 22. Per fortuna, insomma, anche il governo ha ampliato il budget messo a disposizione appunto dei CAF per poter continuare a erogare gratuitamente questo servizio. Sappiamo che l'ISEE, una volta fatto, a meno che non ci siano variazioni importanti nel corso dell'anno, vale da gennaio fino a dicembre e consente appunto ai familiari che compongono quel nucleo familiare di poter percepire qualsiasi tipo di sussidio. Ricordate che entro novembre è possibile, ad esempio, per i cittadini residenti nei comuni che sono serviti da Savno, che è il gestore per appunto i rifiuti, di poter ottenere sempre gratuitamente tramite i CAF, quindi anche gli sportelli del CAF CGIL, uno sconto nella bolletta dell'asporto rifiuti. Si è appena concluso un bonus per l'Alto Trevigiano Servizi, sempre tramite un accordo che ha visto in prima linea le associazioni, insomma, CGIL, CISL e UIL adoperarsi per appunto cercare di portare a casa dei cittadini i contributi anche dai gestori degli enti locali, oltre naturalmente al bonus e allo sconto nella bolletta a livello nazionale, che sappiamo dall'anno scorso a quest'anno si è alzato il tetto con la legge di bilancio 2023, da 12.000 si è passati a 15.000 come valori ISEE per ottenere lo sconto automatico nelle bollette di luce, gas e acqua. Quindi insomma l'ISEE è uno strumento che ad oggi insomma risulta molto utile per un po' far quadrare il bilancio familiare. Assolutamente sì. Grazie Monica Giomo, grazie Carla Barel, grazie Giuliana Maffei del CAF Veneto SRL per la provincia di Treviso per tutte queste informazioni utilissime. Grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata.